Riduzione del numero dei consiglieri in 3 regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. La Camera dei Deputati ha infatti detto sì a 3 proposte improntate sul risparmio, proposte che adesso tornano all'esame del Senato. Relativamente alla Sicilia, da 90 i deputati passano a 70 attraverso la modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana. In Sardegna la riduzione pure di 20 consiglieri, dunque da 80 si passa a 60, modificando gli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale vigente sull'isola sin dal febbraio 1948, mentre si riducono di un quinto i consiglieri eletti in Friuli, al contrario di quanto avveniva prima, essendo tale numero determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori ai 10.000. Adesso scatterà un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000. Una norma che modifica l'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, vigente sin dal gennaio 1963. Come detto, approvata dalla Camera, adesso la palla torna al Senato e poi nuovamente a Montecitorio per la doppia lettura tra Camera e Senato e il via libera definitivo. In Sicilia comunque gli effetti di quanto deciso si vedranno solo tra 5 anni, a partire dal 2017. Considerato che il prossimo 28 ottobre la Sicilia sarà alle prese con le elezioni regionali per il rinnovo dell'ARS, c'è chi ritiene che tale norma si sarebbe dovuta approvare prima, in modo tale che grazie al taglio di ben 20 deputati sui 90 totali, l'ARS avrebbe potuto risparmiare 6 milioni all'anno, 30 milioni nell'intera legislatura. Ma così non è stato. E intanto altri nodi sono da sciogliere. Per via del pignoramento e della crisi di liquidità, l'ARS non ha ancora pagato gli stipendi ai 270 dipendenti e manca anche la certezza sull'erogazione di tali somme. Non so quando la situazione si sbloccherà, ha detto il segretario generale dell'Assemblea Giovanni Tomasello, rispondendo ai cronisti. Siamo in una oggettiva difficoltà. Secondo gli uffici dell'amministrazione, il reale valore del contenzioso con i dipendenti, che in primo grado hanno ottenuto il pronunciamento positivo del giudice del lavoro, ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. Sempre secondo Tomasello, per ora è impossibile pagare gli stipendi ai dipendenti, ai pensionati e agli ex deputati, a causa della vicenda legale che coinvolge alcuni dipendenti. Abbiamo fatto presente all'avvocato dello Stato che ci difende, ha concluso il segretario generale dell'ARS, che la nostra controparte ha deciso un pignoramento che si aggira intorno ai 28 milioni, mentre il dovuto è pari a 3 milioni, dunque una cifra 10 volte più alta.